60enne trevigiana morta in pochi mesi, stroncata dal morbo della mucca pazza. Il primario chiarisce: il consumo di carne non c'entra. Il direttore Benazzi: caso isolato, no allarmismi. Mamma con due bambini, uno di qua, uno di 1 e 4 anni, vestita mentre attraversa la strada a Busta di Montebelluna, il più piccolo trasportato in elicottero al Cafoncello, illesa la sorellina, ferita la mamma. Decreto sicurezza, il sindaco Mario Conte è pronto ad applicare sul territorio i provvedimenti voluti da Matteo Salvini, stretta su migranti e occupazioni abusive. Pensioni e manovra economica, c'è troppa confusione, accusa il sindacato preoccupato per i contenuti della finanziaria e per il destino di chi in pensione c'è già e chi spera di andarci. Olimpiadi 2026, Cortina ci crede ma lo scontro politico è sempre più duro, la candidatura con Milano incassa l'appoggio della giunta del CONI e il sottosegretario Giorgetti dice sì a un nuovo tavolo di confronto. Il meteo favorevole fa aumentare la produzione di uve nei vigneti della Marca, portando al collasso diverse cantine in pianura, le immagini del Prosecco che tracima dalle cisterne scorrono nel piazzale tra i trattori. Presentati dati sul piccolo commercio elaborati da Ascom, con una popolazione sempre più vecchia il tradizionale negozio sotto casa frequentato da un trevigiano su 4 diventerà indispensabile. Campagna antibestemmie partita da Casale sul Sile, autori gli alunni delle scuole del territorio e come destinatari gli adulti, invitati a non imprecare, a non inquinare e a sorridere di più. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. L'avete dunque sentito dai titoli: è deceduta in pochi mesi, stroncata dal morbo misterioso conosciuto come mucca pazza, un caso che avevamo già raccontato a luglio quando la donna trevigiana era stata ricoverata al Cafoncello. Un calvario durato 2 mesi e che si è concluso con la morte a causa di un morbo rarissimo, divenuto famoso come mucca pazza. Una vicenda che avevamo già raccontato a luglio, quando la protagonista, una 60enne trevigiana che viveva nella cintura urbana della città, era stata ricoverata al Cafoncello a causa dei vuoti di memoria sempre più frequenti che avevano iniziato a colpirla. Prima nessun sintomo, una vita normalissima, poi a seguito dei primi accertamenti la tragica realtà. Colpita da quel morbo, dal nome difficilissimo legato al suo scopritore, che negli anni 70 in Inghilterra era stato rinominato mucca pazza per i sintomi che causava sui bovini. Per questo, a seguito dei primi casi riscontrati sull'uomo, si era diffusa la psicosi sul consumo di carne come vettore della malattia, che oggi più che mai i medici continuano ad escludere, soprattutto per i casi sporadici come per Treviso. I casi sporadici come questo non sono assolutamente correlati al consumo di carne. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani. Quasi una tragica fatalità, considerando i numeri dei casi riscontrati finora. Una frequenza molto rara, di un caso ogni 1 milione di abitanti, e che noi vediamo regolarmente, appunto con una frequenza che varia dai 0 ai 2 casi all'anno, visto che Treviso copre più o meno un bacino d'utenza di 1 milione di abitanti. Il caso di Treviso è stato segnalato al Ministero della Salute, che l'ha trasmesso al sistema di sorveglianza europeo sulle encefalopatie, che cerca finora purtroppo senza esito di dare una risposta a questo morbo che non dà scampo. E sul caso il direttore dell'ULSS 2 Benazzi invita a non fare allarmismi e sottolinea come la patologia sia maggiormente pericolosa in soggetti con un fisico già debilitato. Io andrei molto a tenere i toni bassi rispetto agli allarmismi. È chiaro che una persona che è immunodepressa è più predisposta rispetto a altri, avendo meno difese, a contrarre la malattia e conseguentemente anche a avere le conseguenze più dure rispetto a questa malattia. Quindi un singolo caso, come si suol dire, e ci dispiace comunque anche per un singolo caso, voglio dire, è come la battuta che si diceva una volta: una rondine non fa primavera, per cui voglio dire, succede un singolo caso e poi è dimostrato da cartella clinica, da verifiche, dietro ovviamente ci sono altre patologie che hanno portato a questa compromissione complessiva. Una mamma e 2 figlioletti investiti da un'auto mentre attraversano la strada provinciale via Castellana a Busta di Montebelluna. È accaduto poco dopo mezzogiorno all'altezza dell'incrocio con via Zanin. La donna stava attraversando con i bambini sulle strisce pedonali. Un'auto che sopraggiungeva li ha urtati. Il piccolo, un maschietto di 1 anno, è stato trasportato al Cafoncello con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono serie. La madre 43enne è stata medicata all'ospedale di Montebelluna. Illesa l'altra figlioletta di 4 anni, sul posto la polizia stradale di Treviso.
Decreto sicurezza, i provvedimenti voluti da Matteo Salvini starebbero innervosendo i 5 Stelle. Da Treviso il sindaco Mario Conte fa sapere di essere pronto ad applicare sul territorio provvedimenti su migranti e occupazioni abusive da tempo attesi. Accolgo veramente con soddisfazione questo pacchetto, perché credo che siano degli strumenti aggiuntivi dati in mano alle forze dell'ordine. Decreto sicurezza, il sindaco di Treviso Mario Conte è pronto a fare proprie le misure contenute nel pacchetto di provvedimenti che il titolare dell'interno, Matteo Salvini, vuole portare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione, non senza il malumore dei 5 Stelle. Ordine pubblico e migranti, Conte è pronto ad applicare sul territorio la stretta sulle occupazioni abusive e maggiore rigidità nei confronti di chi viene in Italia per delinquere o violare le regole. Per Treviso le regole saranno rigide e seguiremo appunto le indicazioni del governo, quindi maggiore severità per quanto riguarda le occupazioni abusive, che ci sono sempre state indigeste, ma proprio per il principio dell'abusivismo che noi non vogliamo in alcun modo tollerare. E poi anche per tutti questi stranieri che pensano di venire a far fortuna nel nostro paese fregandosene delle nostre leggi, finalmente c'è una stretta e quindi ci sono anche questi annullamenti e revoche della cittadinanza qualora non ci siano dei comportamenti idonei alle nostre leggi. Dopo le forze dell'ordine e anche i vigili urbani dotati di taser, Salvini tira dritto su questa linea, ma per il sindaco resta prioritario ridefinire il ruolo della polizia locale. Uno dei prossimi passi che vorrò fare insieme anche al Ministro sarà quello di dare una chiara identità al corpo della polizia locale, quindi capire se devono essere utilizzati come forza di polizia amministrativa o veramente se possono fare anche azioni di polizia affiancate alla polizia e ai carabinieri. Questo è fondamentale per poter dare loro sia gli strumenti operativi e sia per avere una tutela legale che gli consenta di poter difendere i cittadini e difendere anche se stessi. Pensioni e manovra economica, c'è troppa confusione, accusa il sindacato, preoccupato per i contenuti della finanziaria e per il destino di chi in pensione c'è già e chi spera di andarci. Tagli alle pensioni degli ex sindacalisti, parliamo di 50 casi in tutta Italia, le mele marce ci sono dappertutto. Liquida così Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL di Treviso, il provvedimento contenuto nella manovra economica del governo. I problemi sul fronte pensionistico sono ben altri, dice, e riguardano la moltitudine di veneti e italiani che segue in queste settimane il dibattito sulla nuova formula che l'esecutivo vuole introdurre. Credo che debba finire il tempo degli annunci e debba iniziare il tempo in cui ci si mette seriamente e con responsabilità a trovare soluzioni che diano prospettiva a chi è in pensione con una giusta rivalutazione, a chi ci deve andare trovando le soluzioni che accorcino il periodo laddove ci sono situazioni di crisi, di non possibilità di rientrare al lavoro, ma che si dia anche uno sguardo a quel pezzo di sistema previdenziale che viene poco approfondito e che riguarda i giovani, perché i giovani con il sistema attuale rischiano di avere una pensione che non supererà il 50% di quello che è il valore dei contributi versati. Giovani a cui bisogna garantire almeno il 60% del versato, dice Barbiero, per non creare una nuova generazione di poveri, prevedendo che tutti i contratti rendano obbligatorio il sistema pensionistico integrativo. Rispetto all'ormai famosa quota 100, il sindacato è perplesso. Non ci convince perché cambiano un giorno sì e l'altro anche. Prima si andava a 100, però bisognava avere minimo 64 anni, poi hanno detto 62, poi hanno detto 62 sì, ma con un anno di finestra e quindi la pensione a 63. Adesso giocano i numeri tra gli anni e i contributi. Noi abbiamo una proposta molto secca e normale. 41 anni di contributi, si va in pensione a prescindere dall'età e poi se non raggiungi i 41 anni di contributi a 62 anni puoi uscire, sapendo che se lavori fino a 65-66 hai una pensione che aumenta e uno fa la sua scelta. Dibattito che si inserisce nel quadro più ampio di una manovra economica a cui la CGIL guarda con apprensione. Siamo molto preoccupati perché è una manovra economica dove per ora sono chiari 30 miliardi di spesa, non sono chiare le coperture. Quindi bisogna guardare quello che il cittadino può avere dalla manovra economica, bisogna guardare anche se le coperture non tolgono di più di quello che viene dato. Ed ora parliamo delle Olimpiadi 2026, Cortina ci crede, ma lo scontro politico è sempre più duro. Questa è un'occasione importante per l'Italia perché se effettivamente la candidatura
dovesse andare avanti, l'Italia il 70% la prende, perché comunque questo che credo che sia quasi sicuro, c'è la volontà di riportarla in Europa e insomma l'Italia tutte le carte in regola avrebbe per poterla prendere. La ratifica della candidatura a 2, Cortina Milano a Losanna, le porte lasciate aperte per Torino, il presidente della regione Piemonte Chiamparino che torna a chiedere la convocazione di un tavolo a 3 per ricucire con la città della Mole, e i 5 Stelle che ribadiscono con Di Maio e Fraccaro soldi lo Stato non ne tirerà fuori. Sala, sindaco di Milano, che dal canto suo trova quantomeno strano come le garanzie per la candidatura a 3 ci fossero, mentre per quella a 2 si siano volatilizzati. In attesa di ulteriori novità dalla giunta del CONI, la Perla delle Dolomiti se ne sta lontana dalle polemiche e resta a guardare. Devo dire che qui a 1224 metri si fa un po' fatica a capire cosa succede a Roma, cosa succede in pianura. Attendiamo le prossime ore, noi siamo pronti, noi ci crediamo, insomma speriamo in bene. Ci saranno delle sorprese, aveva detto il vice sindaco Luigi Alverà, reduce dall'incontro al CIO. Cortina ci crede, gli altri concorrenti sono sempre più deboli, prende corpo l'ipotesi della doppia assegnazione Italia-Svezia per i giochi invernali del 2026 e del 2030. Tridente o no, si va avanti. Noi diciamo che come Cortina, come Veneti siamo pronti, nel senso che noi abbiamo predisposto prima un dossier a 1, poi un dossier a 3, adesso anche un dossier a 2, quindi in realtà noi crediamo di essere la realtà diciamo sportiva che rispetto alle altre può primeggiare, abbiamo gran parte delle infrastrutture, noi ci crediamo perché insomma è l'evento che può portare un grande beneficio non solamente appunto per Cortina ma per tutte le Dolomiti e per in questo caso nelle 3 città anche per le Alpi, insomma speriamo che anche il Paese ci creda e che si possa finalmente metterci un punto e lavorare seriamente. Prosegue la vendemmia nella Marca e nel Veneto, una stagione della raccolta allungata dagli intasamenti nelle cantine che non riescono a lavorare la grande quantità di uva che arriva quotidianamente. La dimostrazione della situazione quasi al collasso la raccontano da sola queste immagini. Il prosecco che tracima dalle cisterne, inondando letteralmente il piazzale della cantina. Un filmato che sta girando nei telefonini dei produttori e che racconta perfettamente la situazione di collasso di diversi centri di raccolta delle uve in pianura. Un distinguo d'obbligo con le cantine della DOCG, dove la produzione è regolata sin dalla primavera con il diradamento dei grappoli. In pianura e soprattutto tra i filari di glera non ci si aspettava che nelle vigne maturasse una quantità d'uva superiore ai 180 quintali per ettaro stabilita per la DOC. Con il risultato di far traboccare le cisterne, mettere su subito.it l'uva in eccesso o semplicemente lasciarla sui filari, provocando quell'odore di mosto diffuso in tutta la Marca e al tramonto particolarmente pungente all'olfatto. Perché non hanno fatto la giusta diradazione prima. Forse certe cantine hanno sottovalutato la quantità, quindi hanno bisogno anche delle giornate di lavorazione interna, perché il vino bisogna lavorarlo subito, entro le 24 ore, altrimenti non si fa qualità. Ecco allora perché in questa cantina, e pare proprio non sia stata l'unica, il prosecco è letteralmente traboccato finendo sul cemento. Ma questo, secondo il consigliere della cantina vittoriese, non vuol dire che non si possa gestire la sovrapproduzione. Siamo organizzati per lavorarlo tutto, però facciamo parte di una denominazione, c'è la DOC e la DOCG. Quindi le denominazioni hanno, come anche l'IGT, hanno un quantitativo massimo ed un 20% di tolleranza. Se qualcuno supera quel 20% di tolleranza, evidentemente dovrebbe declassare tutto e passare all'IGT. Questo dipende dalla convenienza che fa il produttore, se lasciare qualcosa sulle viti o declassarlo. Troppa glera quindi, o strutture insufficienti per lavorarla per tempo. Una stagione, quella che si sta chiudendo, che deve insegnare per il futuro. Il vigneto bisogna avere anche una certa esperienza e valutare quanta roba c'è sulle viti. Quindi se ci sono grappoli in più bisognerebbe passare a fare il diradamento. Quest'anno diciamo che qualcuno è rimasto un po' imbrogliato perché il peso è un po' più del normale. Fine settimana dedicato all'uva e al vino in centro a Conegliano. Da 20 anni si rinnova la festa dedicata ai saperi e ai sapori senza mai diventare un'ombra lunga. Saranno non meno di 20.000 gli appassionati e non attesi nel prossimo fine settimana a Conegliano per la 20ª edizione della Festa dell'Uva. Anche oggi operai al lavoro in Piazza Cima e in tutto il cuore della città per l'avvio di venerdì sera della 3 giorni dedicata a quasi 400 diverse tipologie di vino provenienti da tutta Italia.
Una manifestazione di successo, considerando che la prima edizione è datata 1998. Inevitabile il paragone con l'altro storico appuntamento con il vino trevigiano, chiuso tragicamente giusto 10 anni fa, l'Ombra Longa. La nostra forza è sempre stato dall'inizio dire vogliamo essere da fare cultura e non fare feste solamente per bere. Noi vogliamo bere, insegnare a bere e degustare, quindi noi chiamiamo le degustazioni. La prima regola è semplice ed efficace. Noi dall'inizio abbiamo evitato di esporre le bottiglie, di vendere le bottiglie, di dare così in massa. Abbiamo sempre dato il bicchiere in mano. Poi c'è il fattore prezzo. Sicuramente non regaliamo il vino, quindi va pagato. Quindi il fatto di essere comunque sia a un giusto prezzo per il tipo di vino, e chi degusta vino normalmente non cerca la quantità, cerca la qualità. Ma nella folla di ogni edizione c'è sempre stato chi puntava allo sballo. I nostri volontari sono istruiti come fossero tutti sommelier, no? Nel senso che sono informati sul tipo di vino che vanno a versare, il modo in cui versano, in cui va gestito. Se c'è qualche campanello d'allarme, qualcuno esagera, viene subito avvisata la direzione, e ci sono anche dei piccoli interventi, diciamo, a prevenzione. Che a Conegliano non ci sia spazio per chi vuole abusare lo dimostra anche una nuova presenza da questa edizione. Mettiamo a disposizione all'interno su uno stand la possibilità di fare il controllo, l'alcol test gratuito a chi volesse farlo. Questo è un motivo, già da qui si capisce che noi non pensiamo solo al fatto di dar da bere del vino, pensiamo anche alla sicurezza per le persone e per le strade. Presentazione questa mattina al Palazzo del Terziario di Treviso dei dati sul piccolo commercio raccolti dall'Ascom di provinciale. I numeri parlano chiaro, con una popolazione sempre più vecchia. Anziché pensare al commercio digitale in futuro, diventerà sempre più indispensabile il negozio sotto. I negozi di vicinato non vengono cancellati con un click. E questo è il risultato della ricerca presentata oggi dai commercianti trevigiani. Negli ultimi 6 mesi, dopo 8 anni di segno negativo, sono cresciute le aperture e di conseguenza le assunzioni anche a tempo indeterminato. In particolare le attività sono nei centri urbani, dove ci sono più residenti grazie agli arrivi dall'estero e la gente è più anziana. E tra i numeri spicca la poca propensione ai centri commerciali rispetto ai supermercati, mentre l'acquisto digitale viene scelto dai 25 ai 50 anni. Dati che sottolineano come il web, ma anche i centri commerciali, saranno sconfitti dai negozi di quartiere. Oggi e domani solo chi è vicino è in grado di fornire determinati servizi e svolgere determinate funzioni. E questo perché la popolazione è sempre più sola e vecchia, e proprio sul negozio sotto casa trova non solo ciò che serve per vivere, ma anche un luogo di socializzazione e confronto. I commercianti sono i depositari della vera ricchezza di oggi, la ricchezza dell'informazione. Attraverso i negozi di vicinato passano informazioni che, se gestite, elaborate, sintetizzate, messe a disposizione, sono gli elementi fondanti della programmazione. Ecco perché da questi dati e soprattutto dal mondo del commercio il messaggio alla politica è chiaro. Un segnale a chi deve decidere i prossimi PRG. Assolutamente, non ci sia pianificazione e programmazione senza tener conto della prossimità, dei servizi e delle funzioni del negozio di prossimità. E ora a Santa Lucia di Piave, dove ha fatto discutere la presa di posizione del parroco sui cattolici leghisti, ma anche la nuova iniziativa del sindaco Szumski, che regala una bandiera e un attestato a ogni nuovo nato, bandiera che potrebbe servire il giorno del battesimo. Sindaco, cos'è l'ultimo nato qui a Santa Lucia? Sì, ieri pomeriggio. Tra l'altro è il figlio di una candidata consigliera della lista che partecipa alle nostre riunioni, quindi gli ho fatto i complimenti. E sarà il primo che prenderà la bandiera? Beh, sicuramente gliela daremo quando verranno a fare le pratiche di rito. Una bandiera per ogni nuovo nato, e non una bandiera qualsiasi, ma il vessillo della Serenissima, con tanto di attestato di nascita in 3 lingue. Gli consiglieremo il gonfalone di San Marco, della Serenissima, e un attestato scritto in 3 lingue, veneto, italiano e inglese, nascesti in Veneto. Perché questa iniziativa, Sindaco? Ma perché dobbiamo essere orgogliosi del luogo in cui nasciamo, in cui viviamo, che ha una storia millenaria,
più di 1000 anni, che è paesaggio, che è cultura, che è capacità di stare insieme, che è anche una lingua. E questo dobbiamo essere orgogliosi, è la nostra linfa vitale, è quella che non ci hanno insegnato a scuola e che purtroppo ci hanno trasmesso poco anche le nostre generazioni, ma per fortuna non l'abbiamo dimenticata, glielo dobbiamo ricordare. Una bandiera per rafforzare il legame con questa terra che verrà consegnata anche a chi nasce da genitori immigrati. Ma perché non invece la bandiera tricolore è una Costituzione? Ma quello, voi sapete come la penso io sono cittadino italiano di nazionalità veneta, a quello ci deve pensare lo Stato. Io sono di Santa Lucia di Piave. Paese peraltro dove il parroco ha tuonato contro i leghisti che negano l'accoglienza, affermando che non possono definirsi cattolici. Così l'iniziativa nell'iniziativa del sindaco arriva fino al battesimo. Sindaco, ma gliela date prima o dopo il battesimo? Ma gliela diamo sicuramente prima, e così magari poi possono andare al battesimo fasciati dal gonfalone della Serenissima. Non è un'idea buona. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. I ruoli che si ribaltano, i ragazzi che insegnano agli adulti. La campagna antibestemmie è partita da Casale sul Sile, ha come autori proprio gli alunni delle scuole del territorio e come destinatari i grandi. Abbiamo voluto coinvolgere gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Casale sul senso civico nel nostro paese, in quanto abbiamo notato che stiamo perdendo alcuni valori fondamentali. Non bestemmiare, ma anche non sporcare, non parcheggiare sui marciapiedi e sorridere possibilmente quando si incrocia una persona. Ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Comunale e l'amministrazione di Casale sul Sile per promuovere senso civico e buona educazione tra i cittadini, e i ragazzi l'hanno accolta con entusiasmo, mettendo nero su bianco un decalogo con cui ora si tappezzerà il comune, dove verranno posizionati 50 totem. Quindi abbiamo invitato i ragazzi dell'istituto a proporre una campagna modello pubblicità progresso che ci facesse suonare un campanello d'allarme sulle cose che non funzionano nel nostro territorio. Messaggi per chi legge, concetti importanti anche per chi li ha scritti. L'educazione civica, che a scuola non si insegna più, si acquisisce anche con esperienze come queste. Ma i destinatari sono gli adulti e a fare maggior clamore c'è l'invito a non utilizzare la bestemmia per dialogare. Mi è capitato di sentirla anch'io in qualche pubblico esercizio e di richiamare colui che l'ha fatta, in quanto c'erano presenti dei bambini. Diciamo che è una brutta educazione quando ci sono i più piccoli, ma anche quando ci sono i più grandi. E se qualche altra amministrazione nella Marca o in Italia vorrà copiare questo progetto, il sindaco non se ne avrà a male. Questo è uno di quei famosi contagi positivi che si auspica vada anche nelle altre amministrazioni. Penso sia un buon copiare, più che altro per avere cittadini migliori. Alzheimer, i casi di decadimento cognitivo sono cresciuti del 9,7% negli ultimi 4 anni. A Treviso un convegno per parlare di un progetto, l'arte come terapia contro questa malattia. A Treviso si stimano 14.111 cittadini affetti da demenza. Negli ultimi 4 anni i casi di decadimento cognitivo sono cresciuti del 9,7%, un dato che preoccupa non poco se si pensa che ad ammalarsi sono anche i giovani. Perché venga l'Alzheimer non si sa, c'è qualche piccola percentuale, l'1-3% di carattere genetico. Sicuramente si sa che con dei sani stili di vita si riesce a ridurre il rischio di ammalare di Alzheimer del 30%. Alcol e droga contribuiscono ad aumentare i casi di demenza. A livello nazionale purtroppo la Regione Veneto ha una incidenza e prevalenza di casi di Alzheimer maggiore, e questo potrebbe essere legato ad un'assunzione generosa di alcolici che sono una concausa che slatentizzano la malattia. L'arte come terapia contro l'Alzheimer, la fruizione del bello artistico è stato provato, stimoli alcune aree cerebrali quale la corteccia orbitofrontale deputata all'elaborazione delle emozioni della bellezza. E proprio a Treviso domani si parlerà anche di questo in un convegno. L'arte non solo fa bene a quelli che noi consideriamo normali, ma fa bene anche alle persone che iniziano a perdere la memoria. Il senso del convegno di venerdì è proprio quello di esporre le esperienze che ci sono avute all'estero e in Italia in questo ambito e presentare anche un progetto, diciamo, locale trevigiano. Importante la sinergia tra l'ISRA e l'ASL 2. Oltre ad avere all'interno una sezione
che si chiama SAPAD di alta protezione Alzheimer, facciamo il SAPAD, che è un servizio che facciamo alle famiglie con circa 700 punti di incontro, andiamo direttamente a trovarli a casa e cerchiamo soprattutto, perché questa malattia è talmente devastante che oltre a colpire il paziente colpisce le famiglie, cerchiamo soprattutto di aiutare e di cercare di stare vicino alle famiglie. Per le famiglie che hanno una persona colpita da demenza è importante avere vicino le associazioni. Il fatto che poi con associazioni, volontari, assistenza domiciliare si è creata una rete con cui effettivamente la famiglia viene sgravata di alcuni impegni e si riesce a sostenere un po' meglio la malattia. Siamo in chiusura, però prima di chiudere vi ricordo fra pochi minuti la nostra trasmissione 20 e 10, si parla di scuola, in studio Massimo Marzano, direttore istruzione e formazione della Regione Veneto, ed Andrea Mangano. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sulla nostra regione. Anche quella odierna sarà una giornata decisamente soleggiata ovunque, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà pressoché sereno per tutto l'arco del giorno, salvo per innocue velature sulle aree alpine durante le ore pomeridiane. Clima sempre piuttosto caldo. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 15 e 19 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 26 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà del tutto soleggiata senza alcun disturbo da segnalare. Il cielo sarà sereno su tutte le province. Andiamo a vedere anche le temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 30 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige, dove anche nella giornata odierna il tempo sarà del tutto stabile. Il cielo ancora sereno ovunque, al massimo velato sui rilievi nel corso delle ore pomeridiane, ma senza altre conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste, le minime saranno comprese tra i 14 e i 15 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.